Man's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su Football Manager. Allora Fioi, dopo l'impresa col Barcellona, perché ancora ce l'ho in mente, adesso c'è la partita all'Anfield Road con Liverpool contro Liverpool di Suarez e Gerrard. Quindi ragazzi, la formazione è la titolarissima, torna De Bruyne, Yangambi, Wallis, Doria, Beck, Courtois, Nobel, Strootman, appunto De Bruyne, Royce, Campos e Timo Werner. Ragazzi, a cercare di portarla a casa. Voglio giocarla in contropiede nel primo tempo questa partita. Dopo c'è il PSG in Champions, ragazzi. Però l'impresa col Barcellona rimarrà per sempre nella storia del Leeds. Sono al terzo anno con questa squadra, sono orgoglioso, voglio entrare almeno tra le icone o comunque il staff preferito di questa squadra, perché sto facendo cose veramente importanti. Però allora, contropiede, energico. Ok, dimostrate ai tifosi che sono soldi ben spesi. Ragazzi, facciamolo per i tifosi che ci tengono. Dai ragazzi, su. Nobel. Royce, ti prego Royce. E Royce finalmente si sblocca il campionato. Marco Royce. Gol su punizione strepitosa. Marchetto. Royce. 1-0 Leeds. Adesso ho messo anche Ocampos, vediamo se anche Ocampos si sveglia. Nobel, che Ocampos ha avuto una tanta sfortuna. Beck, Nobel, De Bruyne, Ocampos, Beck, super Leeds in questi primi minuti. Werner, Ocampos, si sveglia anche lui. Prima rete stagionale, finalmente. E la nostra stella più luminosa, Lucas Ocampos. Finalmente, mi sto guardando qua il speciale di Ayrton, ragazzi, scusate, aspetta che abbasso. Strootman fallo, calcio di rigore. Mamma mia ragazzi, in 21 minuti stiamo massacrando il Liverpool, però stiamo calmi, stiamo gran calmi. Calcio di rigore. Nobel, Mark Nobel, 3-0. Però ragazzi, un primo tempo 3-0 contro il Liverpool non porta molta fortuna. Chi ha orecchie per intendere intende. Quindi relax, tipico relax come me. Mamma mia che Leeds sontuoso. Mamma, Doria, anche Cracker da punizione. Mamma mia Cracker, se c'era Cracker su punizione veniva giù tutto. Fioi, c'è questo Liverpool adesso sembra veramente... Attenzione, eccola la Marchetto Nobel fuori. Entra Jorginho. Comunque ragazzi, questa nuova dirigenza svizzera che è arrivata veramente ha preso tanti soldi, ho avuto proprio fortuna. Però c'è da dire che il Comendone ha azzeccato tanti giovani veramente inaspettati, perché Boga sinceramente, Werner, anche lo stesso Campos insomma era comunque una scommessa. Doria, ho valorizzato Leeds, bene, sono proprio soddisfatto ragazzi. Cioè, sono orgoglioso del mio Leeds. Questo è un progetto di 4-5 anni. Ocampos, mamma mia, Lucchetta sembra tornato, Mamma mia che Lucchetta, Un 3-0 straordinario, con 1000 R. Per adesso Liverpool inesistente, ragazzi. E come sempre un Leeds sontuoso. Energico. Continuate così ragazzi, comunque il contropiede con le big ci sta, Certo che la prossima è una sfida impossibile, cioè nel senso il PSG è vero che sulla carta è meno forte del Barça, però gioco in Francia al Parc di Prince, al Parc. Se non facciamo cazzate vorrei fare un po' di turnover, non vorrei prendere gol. Aia, Fischer. Mamma mia cosa ha fatto Paolino Courtois. Buttala via. Stiamo attenti, Fioi, stiamo attenti. Tattica. Dai, cazzo, 3-0 non esiste che prendo. Allora, mettiamo El Goxa, come lo chiamiamo noi. E Tarapt per Ocampos, così si riposa che lo voglio pronto per la Champions. E così diamo un po' di minuti anche a Radel. Johnson. Lucas Leiva. Badej. Johnson. Skirtle. Kelly.
Attenzione Steven G per Suarez e il cannibale 3-1, incredibile. Il cannibale, ragazzi, il pistolero Suarez. Accorcia le distanze il Liverpool, porca di quella porca. Stiamo tranquilli, ragazzi, stiamo tranquilli. Strootman, Jorginho, Kevinone, Liz, Jorginho, De Bruyne, El Goxa, vede Royce, miracolo di Pepone Reina. Incredibile, poteva essere il 4-1. Peccato, peccato, peccato. Dai, tempo passa, dai, tempo passa. Mettiamo l'Adley per De Bruyne, copriamo... Ah no, è vero, che pirla. Che pirla che sono. Non mi ricordavo più la sostituzione di Nobel. Primo tempo. Dai 3-1 ragazzi, dai 3-1. 82esimo, 8 minuti per una vittoria pesante. Novantesimo, dai che è finita, dai che è finita. Fischia, arbitro, andiamo a casa, andiamo a casa. E fischia, arbitro, dai che è finita da tempo. Ragazzi, grandissima vittoria. Leeds sontuoso 3-1 a L'Anfield Road. Ok. Classifica su come siamo messi. Siamo primi a 18 punti, ma lascia una partita in meno. Beh ragazzi, seconda e ultima partita di questo video, perché ragazzi chiaramente quando sono partite così è bello farne due, perché insomma devono rimanere nella mente. Quindi giochiamo prossimo, giochiamo all'Anfield Road, quindi giochiamo in casa contro il PSG. Chiaramente la formazione è straconfermata, la formazione che ha stracciato il Liverpool è ben riposata, chiaramente a parte Nobel che è infortunato per 3 settimane. Eccolo qua, il PSG, Cavani, Eriksen, Volland, Khedira, ma Antonio Conte? Hanno comprato Antonio Conte? No, Antonio Conte, non ci credo. Non ci credo, per questo non lo conoscevo sinceramente. Contrao, dai, ecco, poteva anche risparmiarselo, molto bene. Fiore è un PSG mostruoso però, Che spoccio. Mamma che PSG. Mamma che PSG. Vabbè, insomma. Proviamoci. Contropiede. Vai ragazzi, let's PSG. Anche un pareggio sarebbe perfetto. Peccato per quel pareggio con lo Steaua, perché potremmo avere già 6 punti. Però vabbè, insomma, almeno col PSG in caso dobbiamo pareggiare almeno. E le speranze di vittoria nel passaggio del turno ci sono. Attenzione. E c'è il gol di Liz, il gol anche dello Steaua forse. Ma gol di Liz, pazzesco Liz, mamma mia che giocatore Tom Liz. Come l'ho valorizzato al Liz, che contento che sono. Intanto attenzione allo Steaua con Miguel Rosso del Barcellona, crisi nera per il Barça. Pareggio però subito di Kondogbia, scusate ragazzi. Come non ha problemi di parlare. Attenzione, ma lo Steaua trova subito il gol 2-1. Mamma mia che partita a Bucarest. Ma pensiamo qua, siamo 1-0 col PSG, ragazzi, calma. Ragazzi che Liz, ragazzi cosa sto creando, Jorginho. Ocampos, Lucas, Beck. Ocampos, si è svegliato, Lucas. Ocampos, 2-0. Ragazzi, questo Leeds può vincere la Champions, se giochiamo così possiamo vincere anche la Champions, no, Cioè, vabbè, stiamo calmi, relax. Ibra, ecco, mamma mia, mamma quanto ho rischiato. Che Leeds, ragazzi, che Leeds. In ogni caso un Leeds straordinario, in contropiede facciamo strage comunque, Incredibile, con le big in contropiede dominiamo. A questo punto tentiamo sempre vediamo anche con le piccole se può andare bene. Royce si invola. Royce però qua sbaglia, recupera Volland. Coentrao. Recupera però De Bruyne, attenzione, Ocampos, Lucchetta buttala in mezzo, Lucchetta, Werner! Timo! Werner! 3-0 in 38 minuti. PSG umiliato
PSG in questo momento umiliato dalla potenza dello Leeds United. Io sono senza parole. Sono senza parole, ragazzi. Mamma mia, mamma mia. Un super Leeds, un super Leeds, siamo un super Leeds, siamo un super Leeds. Continuate così, ragazzi, non so che cioè, no, c'è poco da dire, Fioi, c'è un 3-0 micidiale. Pensavo, ho pareggiato con lo Steaua, questo è il calcio, this is football. Comunque il Barcellona sta perdendo ancora, eh. Attenzione qua, Eriksen, Ibra, miracolo di Courtois. Mamma mia Courtois, mamma mia Courtois. Dai Fioi, teniamo sto risultato che è fondamentale anche per differenza reti, cazzo. Ibra, Supremacy, Eriksen, bravissimo, Beck, Ocampos, Lucas. Ah, sbaglia qua, Volland, Eriksen, Edinson, Cavani, Edinson. Attenzione, Eriksen, bravissimo Kevin Strootman, Royce, Marco Royce, il piccolo Royce, De Bruyne, Strootman, Werner, Ocampos, signore, Lucas Ocampos, si è svegliato e adesso so cazzi, oh. Turnover, mettiamo Kramer, mettiamo Ladley, 4-0, sono tranquillo, e il Gox, così diamo esperienza. Benissimo. Mamma mia Lucas, come è tornato Lucas? Ragazzi, con Ocampos però è così. Se Ocampos gira non ce n'è per nessuno. Mamma mia, non so cosa dire. Un Leeds meraviglioso, un Leeds super Leeds. E il Barcellona sta ancora perdendo a Bucarest. Incredible, it's incredible. E il Gox. Ocampos e finisce all'Ellen Road 4-0 mostruoso. 4-0 mostruoso. Ben fatto, ragazzi, siamo primi nel girone, stiamo dominando. Raga, un saluto del comandante veneziano, il Barça ha perso anche con lo Steaua in questo momento, Barça e PSG fuori, qualcosa di incredibile. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.